Libero. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Siamo di nuovo qui nel nostro spazio dell'Umanitaria Padana e questo è un appello che facciamo ai nostri ascoltatori per darci una mano perché i problemi di guerra che purtroppo continuano nel mondo e in qualche modo si uniscono tra di loro e poi tutto il conflitto che assume varie sfaccettature a livello mondiale, sta però comportando per tutti i popoli del mondo dei grandi costi. E questi costi aumentano un po' ovunque, quindi quando parliamo di situazioni fragili, di estrema marginalità, come per esempio i nostri cristiani perseguitati sono già poveri e che subiscono varie vessazioni, eccetera. È chiaro che in un contesto mondiale che soffre una forte inflazione, le fasce più deboli sono quelle che soffrono maggiormente. E proprio per questo noi stiamo ricevendo diverse richieste utili altro a quelle del nostro progetto ordinario di sostegno a distanza. Uno perché a parità di costi il progetto di sostegno a distanza, cioè non a parità di costi, a parità di numeri di persone assistite, il progetto di sostegno a distanza a parità di risorse non diventa più sostenibile e quindi siamo obbligati a fare il numero delle persone che possiamo aiutare a distanza, quindi le ragazze cristiane povere con le loro famiglie e i bambini delle fabbriche di mattoni. Dobbiamo ridurne il numero con l'aumento dei costi di dare comunque un'assistenza significativa a quelli che si possono aiutare. Ma l'altra questione è che, ad esempio, Padre Angium ci sta spesso chiedendo aiuto proprio per famiglie non in termini di prevenzione della persecuzione, che è quello che stiamo facendo con Padre Edward da tanti anni, con le ragazzine povere cristiane che facciamo studiare, che sosteniamo, insegniamo un lavoro, eccetera, a seconda del tipo di ragazza, del livello di formazione e di capacità, quindi da quelli a cui si insegnano lavori semplici a leggere e scrivere fino a quelle che si mandano all'università o alle scuole superiori, insomma da ragazzi anni un futuro dignitoso per mandare tu padrone pochi dollari e capita spessissimo questi famosi matrimoni forzati, ma sappiamo che non è che siano dei matrimoni, che sono sostanzialmente degli stupri e poi vengono messi sotto l'egida del matrimonio, che poi sarà tempo in quel diritto e sostanzialmente vengono convertite forzatamente all'Islam e pagate alla prostituzione, senza i casi estremi con sciazzi o tortura. Ma Padre Angelo sta mandando anche casi in cui noi aiutiamo famiglie di persone che sono già sotto persecuzione, quindi persone che sono state falsamente accusate di blasfemia. Nel caso del signore ipovedente della cui famiglia ci stiamo prendendo carico con l'acquisto di una mucca per il loro mantenimento, ecco qui la giustizia si è mossa bene, il signore è stato liberato,
sotto protezione, lontano dalla famiglia, perché comunque noi, quando succedono cose, anche se hai una giustizia giudiziale, lì potresti avere un'ingiustizia extragiudiziale. E ci sono altri casi. Proprio facciamo un appello a darci una mano. Poi chiediamo un appello a darci un non cristiani perseguitati, ma per la nostra associazione, quindi per tutte quelle spese, sono poche nel nostro caso, le abbiam dovute ridurre drasticamente, abbiam dovuto fermare il furgone per non pagare l'assicurazione, il gasolio, quindi abbiam dovuto interrompere temporaneamente l'attività logistica. Stiamo comunque lavorando con i nostri volontari in magazzino per la preparazione di poi stiamo anche noi cercando di ridurre il più possibile i costi, per questo caso siccome le erogazioni per poter far tutti i nostri progetti per i cristiani perseguitati, per le libertà, il per i via di sviluppo, per il Sudan, per esempio, una richiesta molto importante, nessuno parla, ma è Minder, un paese in grande sviluppo che adesso è stato distrutto da queste guerre, dove comunque sono anche lì la guerra viene, ma è sempre un riflesso delle guerre tra le grandi potenze. E è stato chiesto di aiutare a ripristinare, prima l'abbiamo fatto con i Bognani, col Comboni College, ma c'è stato da, anche proprio delle strutture che prima erano statali, di aiutare ad esempio la Università di Agraria, perché c'è il rischio che alla guerra, non il rischio, è un dato di fatto, non è neanche un rischio, di sicuro alla guerra segue la carestia. Il caldo pazzesco, che ovunque comporta problemi idrici, lì rischia che una guerra tremenda stia per seguire una catastrofe piano agrarico. Infatti c'è stato chiesto di aiutare il sistema universitario agrario idrico, proprio perché persone dell'università vorrebbero cercare di salvare il salvabile. Noi sicuramente cercheremo di interessare anche le istituzioni su questo, però è molto importante perché vedete, quando noi diciamo aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli a aiutarsi, e tantissime persone di quelle che poi si muovono e scappano, in quel caso lì sì, si scappa da una guerra. Quindi quelli sarebbero rifugiati, non migranti economici. Ma noi vogliamo cercare di aiutare queste persone ad avere un paese che intanto si spera che possa uscire dalla guerra, quello non dipende da noi. Potremmo aiutare a fare in modo che anche laddove si raggiungono spazi di pace non si muoia di fame, di sete, e riprenda un minimo l'agricoltura, perché questo lo sappiamo, la fame in Africa non esiste dove non c'è la guerra. La fame in Africa c'è perché c'è la guerra, dove c'è la guerra, è sempre stato così. L'Africa è una terra ricca sul piano agricolo, dà da sfamare alle proprie popolazioni. Il problema è anche quando ci sono le guerre, i disordini, è perché se tu salti i raccolti, eccetera. Quindi adesso c'è un'emergenza che c'è stata segnalata. Probabilmente una cosa
la persona che ci ha contattato, con cui abbiamo lavorato molto in passato per il sistema sanitario, anche a Khartoum, e sostanzialmente è un ex ambasciatore in Italia con cui abbiamo lavorato bene a portare gli aiuti anche proprio per i cambodiani in Darfur e anche negli ospedali nella capitale, anche per poter realizzare quella grande scuola di ISBA che avevamo realizzato e che al momento sembra ancora in piedi. Speriamo, mi mancano ultime notizie, ma insomma c'è sempre un dopo, no? Anche dopo il peggio e anche dopo questa guerra noi ci dobbiamo preoccupare del dopo, perché le questioni agricole impiegano anni per essere, cioè tu sei, coltiverai, quando si salta e poi è un disastro. Allora noi vorremmo proprio dare una mano. Ricordiamoci che aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, è una cosa che si fa per carità cristiana, solidarietà, ma anche perché è veramente l'unica alternativa vera alle migrazioni di massa. Bisogna affiancare sicuramente delle strategie contro le migrazioni economiche scordinate, spinte, ma anche, diciamo, nel caso che i rifugiati vanno poi cercare di creare condizioni per persone scappino dalla loro terra, perché tutti dovrebbero essere delle risorse per la propria terra, invece stiamo creando un mondo di apolidi dove si creano disordini e situazioni difficili ovunque. I popoli, quelli del sud del mondo vengono in Europa, quelli dell'Europa, dall'Italia scappano in Australia, ma che mondo è? Un mondo di persone sradicate e quindi fragili. I poteri forti vogliono questo. Noi abbiamo sempre detto, abbiamo un'altra idea, siamo convinti che la soluzione agli squilibri del mondo avvenga con la solidarietà orizzontale tra popoli, smettendola con le guerre, con tutte le guerre che arricchiscono solo i potenti, che sono sempre più ricchi, arricchiscono le industrie belliche, e uno dice sì sì, ma anche l'Italia ha le sue industrie belliche, bellissimo, però un conto è se la difesa è difesa e investire in difesa ha molto senso. Un conto se arricchire i signori della guerra bisogna distruggere i popoli e le nazioni, alimentare guerre, metterli uni contro gli altri. Stanno facendo le nazioni da decenni, di far fare le guerre agli altri per guadagnare loro, no? Con la vendita delle armi e poi anche con i profitti. Ad esempio la guerra in Europa di guerra, l'America iniziò a ritagliarsi un ruolo di primo piano che fu definito come superpotenza egemone dopo la seconda guerra mondiale. E insomma tutte ste guerre, anche quella che stiamo facendo adesso in Europa, segue la stessa logica. Lasciatemi dire una parola volgare, proprio coglioni gli europei che fanno guerre, e però in mezzo a queste guerre alla fine ne esce sempre un ruolo più egemone. Prima era solo dell'America, adesso ne escono l'America e la Cina. E noi non impariamo mai dalla storia, ci facciamo trascinare dalle stupidaggini, dalle narrazioni. Non guardiamo i fatti. Io so che in Ucraina sono 3 generazioni di maschi distrutte praticamente, a parte quelli che sono scappati, che ci sono immagini sempre più dure di quando erano ragazzini, prima sempre più vecchi, poi sempre più giovani, prima gli uomini sempre più vecchi, poi ragazzini sempre più giovani per mandarli al fronte a morire.
E cosa rimarrà di quella terra? Una grande terra che già era fortemente sottosviluppata, quasi non europea, direi, peggio dei paesi più poveri che ho visto in Europa, della Romania più povera, eccetera. Veramente un paese che era già sottosviluppato per colpa della corruzione, che adesso si troverà senza 3 generazioni di maschi. Diciamo che diventerà un laboratorio perfetto. Il laboratorio già era pieno di biolab. Adesso ormai è assolutamente accertato. E sai, un bel laboratorio del piano se per l'Europa, che abbiamo un territorio ormai pauperato delle proprie energie, della propria popolazione, eccetera, no? Però cosa ne guadagna tutta l'Europa? Quant'è il prezzo del gasolio? Quanto pagate o della benzina? Quanto pagate? Dove fa questo caldo accendete il condizionatore. Ci dicevano bacio condizionatori, o guerra condizionatori, e cos'è che diceva Draghi con la stupidaggine folle? E abbiamo tutto, abbiamo la guerra e abbiamo dei costi esorbitanti, no? È una follia, ma vedo che gli uomini, anche le tante persone, faranno i pochi e in realtà sono tra quelli, cioè persone libere, capaci di guardare le notizie non in maniera critica, ma rendendosi conto proprio anche delle menzognere che sono fatte contro di noi, contro i popoli sostanzialmente. L'umanitaria padana continua a essere uno strumento nato nel 99, quindi ormai abbiamo 27 anni, però negli ultimi anni abbiamo avuto più paura della sostenibilità di tutto questo sforzo e di questo impegno. Se ce l'abbiamo fatta fino adesso è grazie anche ai donatori che ci sostengono. E allora, se tanti cristiani hanno potuto essere aiutati nelle condizioni, poi c'è il fondamentalismo islamico. Se tanti paesi di sviluppo sono che hanno delle sullo Zambia, eccetera, Mozambico, dove abbiamo fatto campagne sociali, eccetera, che stanno facendo lavorare tantissima gente, dando prospettive rappresentanti, anche perché vedete, quando si fa una bella impresa che funziona, non si limita a quello che già è tanto, ma diventa un esempio. Poi c'è qualcuno che vede le persone che vivono bene, sono felici del loro lavoro in pace, copiano. Quindi è una semina, cioè quello che noi facciamo non sono progetti come quelli di tanta cooperazione internazionale che c'è un'emergenza, vanno giù, mettono i tendoni, gli portano i sacchi di grano finché hanno i soldi europei, mondiali, bla 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 bla, ci campano loro su quell'assistenza, pigliano soldi pazzeschi come cooperanti, eccetera. Poi quando i progetti finiscono, vengo via, lì non resta niente. Anzi, peggio di prima, perché è abituato dalla gente a essere totalmente dipendente da un assistenzialismo sterile. Noi non facciamo questo. Noi seminiamo autosufficienza. Noi seminiamo autosufficienza, facciamo realmente, aiutiamoli ad aiutarsi, vuol dire proprio questo. E questa autosufficienza ha un effetto moltiplicatore, intanto perché noi non tagliamo niente dall'alto, realizziamo un assetto di chi opera giù e sempre tutto, diciamo, coordinato e supervisionato dalle chiese e dai missionari locali, ma quelle sono in grado di gestirsele e portarle avanti loro. Ma quello che facciamo aiuta anche, diventa anche metodo, diventa anche insegnamento, e chi vede poi è spinto
ad allargare, a moltiplicare e a realizzare altre iniziative. Queste cose le abbiamo fatte in tantissimi paesi in via di sviluppo, da cui quindi questa è una strategia contro la migrazione economica. Anche contro no, migrazione, diciamo, dei profughi veri, si può fare qualcosa. Intanto noi, il nostro motto intero è aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace. Quindi ogni volta che, come adesso con questa richiesta, sono anche delle condizioni e aiutare anche processi di pace e di sviluppo e lì ecco, cerchiamo di svolgere il nostro ruolo in silenzio, tante volte dietro le quinte. Quindi non cerchiamo il nostro ruolo di costruttori di pace, cerchiamo di svolgerlo, diciamo, senza battage, cioè non è quello che ci interessa sono i risultati, non intestarci dei meriti, però è molto importante continuare veramente su questa strada e anche cercare laddove ci sono delle guerre, noi perché da tanti anni lavoriamo in guerra in più italiani offensivi, quindi dove svolgono un ruolo di pacificazione al Libano, dove l'anno scorso, no, 2 anni fa abbiamo mandato tantissimo materiale con i nostri alpini. C'è veramente tanto da fare per aiutare, perché a un certo punto la guerra finisce, ma grazie a Dio si spera, perché se queste guerre continuano a non finire e continuano ad allargarsi alla fine, cioè andiamo verso catastrofe collettiva mondiale e questo non è veramente auspicabile. Però anche se un pochino forse purtroppo questo mondo un po' se lo merita, però noi preghiamo Dio invece che abbia misericordia, ci sono anche tante persone di buona volontà che un po' la testa a posto. Grazie a Dio questa radio fa un'azione svolge un compito di verità che rende liberi, che è molto molto importante, e fuori dal pensiero unico dominante, anche da quelle che sono, diciamo, i diktat così narrativi che succede nel mondo. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo aiutare Sara, mi come ci scusi, dobbiamo saranno. chiudere. Ah, ok. Allora vi dico solo come fare per aiutarci. 035 78 20 22 dal lunedì al venerdì tranne martedì, e così potete avere tutti gli elementi per poterci aiutare, correnti eccetera, e anche sul sito internet www.martevariapa.net. Quindi continuiamo a aiutare i popoli a casa loro e vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darci, e ricordatevi anche il 5 per 1000.